Quante volte ti sarà capitato di leggere su una rivista o su consiglio di un'amica di affrontare una dieta, poi di non avere magari nessun risultato, anzi a volte di sentirti magari affaticata o avere dolore addominale, gonfiore addominale, di sentirti le gambe stanche? Queste sono tutte alimentazioni che possono magari andare bene per qualche fortunato ma meno per altri. Quindi il consiglio che ti do è prima di tutto di non affrontare alimentazioni che non siano dettate da uno specialista, soprattutto di non sottoporti a alimentazioni troppo restrittive e di non digiunare sempre che non sia uno specialista a dirti come farlo. Per quanto riguarda qualche piccolo consiglio che tu puoi cominciare già a mettere in atto a casa da sola, prima di tutto crea una routine salutare per il tuo corpo, cerca di alimentarti più o meno agli stessi orari e non dimenticare che il nostro corpo ha bisogno del carburante, più carburante mettiamo all'interno più il nostro corpo cammina e va avanti. Non saltare i pasti, quindi fai almeno 5 passi al giorno. 5 passi al giorno cosa vuol dire? Di intervallare la colazione, il pranzo e la cena sempre da degli spuntini, che siano magari spuntini proteici o spuntini con dei grassi buoni che possono essere magari le mandorle o le noci o della frutta fresca o perché no magari della verdura tagliata. Cominciando dalla colazione ricorda di svegliarti al mattino e di bere sempre un bel bicchiere di acqua, magari con qualche gocciolina di limone che può aiutare il tuo metabolismo a risvegliarsi e in generale, essendo un forte antisettico, ti aiuta a proteggere le pareti dell'intestino e dello stomaco e favorisce anche la digestione. Poi tieni una colazione a basso indice glicemico, puoi utilizzare anche della frutta fresca che sia sempre a basso indice glicemico, così come le fragole, i mirtilli, i lamponi, magari con uno yogurt greco che dà l'apporto dei grassi, ma sono dei grassi comunque sempre buoni. O se ami magari il carboidrato puoi prendere una fettina di pane con una spalmatina di ricotta, sempre con l'aggiunta di alcuni semi oleosi. A metà mattinata, se senti bisogno di mangiare, puoi magari mangiare un biscotto proteico, delle mandorle, delle noci, perché no della frutta fresca. A pranzo, se ami molti carboidrati, prediligi i carboidrati integrali, con l'abbinamento sempre di verdura cruda o cotta. Così anche il pomeriggio ricorda di fare lo spuntino, che può essere sempre della frutta secca o delle mandorle, delle noci, o se non l'hai già assunto durante la mattina, un biscotto proteico o una merenda proteica. Per la sera mantieniti sempre sulle proteine, abbinato sempre a una buona dose di verdura. Prediligi la verdura cruda, in quanto la verdura cotta all'interno ha dei minerali che possono magari disturbarti sia nella digestione o creare dei gonfiori addominali. Per quanto riguarda l'idratazione, assumi almeno 1,5 litri, 2 di acqua al giorno e fallo nella maniera corretta, quindi cominciando al mattino come dicevo prima, e poi dilaziona la tua acqua durante la giornata. Ricorda di non bere acqua solo durante una parte della giornata. Molte mie clienti che arrivano da me mi dicono: io non ho tempo di bere perché poi non posso andare al bagno. Abitua il tuo corpo piano piano, anche perché potresti poi cadere in problematiche come gonfiore dello stomaco, addirittura senso di nausea. Quindi anche per quanto riguarda l'idratazione, creati una routine e abitua benissimo il tuo corpo. Sicuramente puoi anche adottare dei metodi di cottura diversa, prova a fare dei piatti unici, quindi dove inserisci durante il pranzo o la cena tutti gli alimenti che hai deciso di assumere, così sicuramente saranno di un dosaggio più piccolo. Tutte queste piccole accortezze sicuramente ti daranno l'input e l'inizio per cominciare a perdere i primi chili che sicuramente fino adesso ti hanno dato molto fastidio.